Autonomia, il presidente del Veneto Zaia riferisce in Consiglio e auspica scrivere l'accordo velocemente, avanti con la bozza delle funzioni della protezione civile, ma il PD insorge, sminuisce la sentenza della Corte Costituzionale. Boom di codici bianchi nei pronto soccorso veneti, un'anomalia che pesa sulle tasche dei cittadini in seguito a delibere regionali, lo denunciano i consiglieri del Partito Democratico. Caccia alle anatre nell'area protetta della Laguna di Venezia, il consigliere regionale Zanoni e 100% animalisti denunciano Trump Junior. L'assessore Corazzari chiarisce licenza in regola. Istituita dal prefetto di Padova, la prima zona rossa è quella della stazione. Il provvedimento valido 60 giorni. Stazione stadio zone rosse a Vicenza per il derby con gli Eugani al Menti del 16 febbraio. Assalto al treno dei tifosi del Venezia, l'atto di violenza studiato nei particolari, approfittando del fatto che la stazione di Basiliano non è presidiata e che il treno si sarebbe fermato solo a quella successiva. Il consigliere regionale Gio Formaggio fa partire la campagna per la liberazione dell'ex guardia giurata di Cittadella Massimo Zen, in carcere per aver sparato e ucciso un giostraio in fuga. È stato ritrovato nel fiume Tergola il corpo di Stefano Bocconcello, il 58enne di Vigonza scomparso il 23 gennaio. La procura disporrà l'autopsia per accertare le cause della morte. Il grande calcio ancora una volta sulle reti media nord-est, in esclusiva domani sera e giovedì in diretta su Antena 3 ai quarti di finale della Coppa del Re di Spagna. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. E ora le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli. Saremo in grado tra poco di farvi sentire le parole del presidente Veneto Zaia, che ha riferito in Consiglio sull'autonomia. Intanto è stato anche oggi il giorno della conferenza stampa a Palazzo Balbi per il punto stampa consueto del presidente Zaia. È stato parlato di sanità e proprio di sanità parliamo perché c'è boom di codici bianchi nei pronto soccorso veneti, un'anomalia che pesa sulle tasche dei cittadini in seguito alle delibere regionali. Questo lo denunciano i consiglieri del Partito Democratico. Siamo la regione che più di tutte le altre dimette persone dei pronti soccorso in codice bianco, mentre tutte le altre regioni utilizzano di più il codice verde. E questo a nostro giudizio avviene perché il codice bianco si paga 25 euro per accedere più il ticket delle prestazioni. E quindi a nostro giudizio c'è un abuso in questa regione del codice bianco, che è un modo poi surrettizio di mettere le mani nelle tasche dei veneti senza farglielo sapere. I consiglieri regionali del Partito Democratico denunciano un boom dei codici bianchi negli accessi ai pronto soccorso in Veneto, un'anomalia, evidenzia Camani, che non trova riscontri nelle altre regioni. Ci sono delle delibere di giunta regionale che definiscono i casi in cui applicare il codice bianco e quelli in cui applicare il codice verde, mentre mediamente in tutte le altre regioni d'Italia gli accessi al pronto soccorso in codice bianco sono tra il 20 e il 10%, arriva addirittura il 2,9% del Lazio, in Veneto sono il 55% degli accessi al pronto soccorso. È un'anomalia che sicuramente non è casuale. Il divario tra il Veneto e altri territori è abissale, evidenziano dal Partito Democratico, soprattutto in rapporto alle regioni di dimensioni simili. I codici bianchi rappresentano ad esempio il 13,06% in Emilia-Romagna, l'8,23% in Lombardia. E non è un caso, continuano, se sono proprio i ricavi dai ticket a segnare questo divario. Le cause sostanzialmente sono due. Una sono le liste d'attesa, perché di fatto un cittadino che ha diritto a una visita, quando non riesce a ottenerla in breve termine come previsto dal medico, spesso va dal pronto soccorso per cercare di ottenerla e se la paga. L'altro aspetto è la carenza di medici di famiglia, quindi noi abbiamo 650 zone carenti e questo è un problema enorme che poniamo all'attenzione della Regione da molto tempo. Il PD ha dunque depositato una mozione con prima firmataria Bigon che impegna la Giunta ad agire su più fronti, partendo dagli interventi urgenti sui pronto soccorso con investimenti sul personale e definendo spazi e percorsi differenziati per i codici bianchi e verdi. Autonomia, il presidente del Veneto Zaia riferisce in Consiglio e auspica scrivere l'accordo velocemente, avanti con la bozza delle funzioni della protezione civile, ma il PD insorge, sminuisce la sentenza della Corte Costituzionale. Sentiamo. Non è vero che la Corte esprime dubbi sul processo
del regionalismo. Bocciata l'ipotesi di un referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia differenziata, il percorso della riforma riparte da quelle specifiche parti sulle quali sempre la Corte Costituzionale aveva avanzato riserve di illegittimità. Qualcuno dice è stata smontata la legge Calderoli. Di certo in alcune parti ci sono stati degli interventi della Corte che sono interventi che hanno chiarito alcuni passaggi. Zaia arriva a sorpresa a Palazzo Ferrofini difendendo davanti al Consiglio regionale l'impianto generale di un regionalismo che, dice, la stessa Corte Costituzionale ha definito auspicabile, fatte salve le riserve di uniformità di crescita del Paese. Le opposizioni sono critiche. Prendo atto che lei sia contenta, Presidente, e non so se questo sia una qualità in questo caso, perché sicuramente va a sgonfiare quelle che, a sue parole, sono le aspettative di molti dei cittadini del Veneto. Noi dobbiamo spiegare come con l'autonomia o con quello che rimane della legge Calderoli, ovvero nulla, si riesce a dare una speranza a queste famiglie venete in difficoltà. Io credo che la risposta sia che non si riesce in alcun modo. La richiesta delle 23 materie non corrisponde alla necessità dei cittadini, risponde ad una logica politica, o meglio dovrei dire di potere. Alberto Villanova dell'Intergruppo Legalista Zaia rinserra le fila della maggioranza e striglia le opposizioni. Non ci credete neanche voi a quello che state dicendo qui in aula. Si vede che state recitando una parte che vi viene imposta dai vostri leader nazionali. La giornata di Zaia era iniziata a Palazzo Balbi in occasione della giornata mondiale contro il cancro. In Veneto, negli ultimi anni si sta abbassando sia l'incidenza dei tumori che la mortalità, mentre aumenta il parametro della sopravvivenza. Più in generale, Zaia parla anche di medici di base. Non è vero siano pochi, ma non tutti massimalizzano l'attività. Io non lo dico polemicamente perché è un diritto dei medici, sono dei professionisti, sono una delle colonne portanti della sanità del Veneto, però non tutti i medici hanno fatto la scelta o non possono avere il numero massimale di pazienti che è 1500 e per cui per questo motivo abbiamo delle zone scoperte. Arriveranno i nuovi specializzati e speriamo che molti di questi si fermino in Veneto. Caccia alle anatre nell'area protetta della laguna di Venezia. Il consigliere regionale Zanoni e 100% animalisti denunciano Trump Junior. L'assessore Corazzari chiarisce licenza in regola. Questa mattina mi sono recato presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Mestre per depositare un esposto denunciando questi fatti che hanno rilevanza penale. È ormai un caso nazionale, anzi internazionale, la denuncia presentata dal consigliere regionale Andrea Zanoni ai Carabinieri Forestali di Mestre. Sulla base di un filmato girato a dicembre, la battuta di caccia del figlio del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in un'azienda faunistica di Campagna Lupia avrebbe, secondo l'esponente di Europa Verde, dei risvolti penali. Si vede lui in primo piano commentare il suo carniere di caccia, cioè gli animali che ha battuto, tra i quali c'è una casarca, un animale molto raro, un'anatra molto rara in tutta Europa, protetta, per il cui abbattimento la legge dello Stato italiano prevede delle sanzioni di carattere penale, non solo per l'abbattimento ma anche per la semplice detenzione. Non solo, per Andrea Zanoni, Donald Trump Jr., 47 anni, primo dei 3 figli nati dal matrimonio con Ivana, nonché vicepresidente assieme ai fratelli della Trump Organization, l'azienda di famiglia, a Campagna Lupia non avrebbe neanche potuto sparare. Bisogna avere il tesserino di caccia e una licenza di caccia che prevede degli esami utili anche a riconoscere le specie di volatili. In Parlamento il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Luana Zanella hanno chiesto un intervento urgente al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, il quale aveva già dichiarato di essere in attesa di un report con tutte le informazioni su una vicenda per la quale si stanno muovendo anche i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura. In Regione il portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni paragona quella battuta di caccia all'aggressione prepotente di chi crede di poter comprare qualsiasi cosa. Gio Formaggio di Fratelli d'Italia la definisce invece un onore per il Veneto e scagiona Trump Junior. Non si dimostra alcun coinvolgimento del figlio di Trump che sia stato lui a uccidere quella cosa. Quindi stiamo facendo tanta fuffa per niente. Non si sa chi ha sparato, diciamo. Sì, ma erano in tanti, quindi cosa andiamo a fare? L'autopsia per vedere di chi era il pallino. Però dice che senza tesserino non poteva farlo. Bah,
Allora ci sono tante cose che non si possono fare. E a questo punto che arriva la dichiarazione dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari. Presentando tutta la documentazione viene rilasciato un tesserino temporaneo dall'ufficio territoriale della regione, che è articolata su base provinciale, in questo caso parliamo dell'articolazione provinciale di Venezia, e quindi si è seguita quella che è una procedura regolare e abbiamo verificato le carte sono tutte a posto. Corazzari però non ha informazioni sull'abbattimento della casarca. Intanto il Movimento 100% Animalisti ha presentato una denuncia a querela alla Procura di Venezia affinché vengano compiuti accertamenti urgenti. Un altro esposto sta per essere depositato da LEAL, Lega Antivivisezionista. Ci spostiamo a Padova. Questa mattina la decisione del prefetto. Anche in città verranno istituite le zone rosse, la prima quella della stazione. Il provvedimento durerà 60 giorni. L'area della stazione di Padova, da via Avanzo a nord a via Trieste a sud, da via Gozzi e via Goldoni passando per via Tommaseo a est fino a via Coda-Lunga e al cavalcavia Borgomagno ad ovest. Ecco tracciato il perimetro della zona rossa di Padova. Poche sorprese, un quadrante che è da sempre il più controllato della città. Alla fine anche per Padova è stata individuata la zona rossa. Al termine dell'ultima riunione del COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto Giuseppe Forlenza, dopo aver sentito i vari rappresentanti delle forze dell'ordine, ha disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione. Spazzate via le polemiche delle settimane precedenti, l'assessore alla sicurezza di Padova ribadisce la piena collaborazione dell'amministrazione comunale e ringrazia il prefetto per aver ascoltato la città. Abbiamo affrontato tutte le problematiche con grande serenità, nell'interesse dei cittadini, nell'interesse della città. È stato valutato che, come nella stragrande maggioranza delle città, forse la zona da attenzionare di più fosse quella della stazione. Così è stato fatto, è una cosa sperimentale. Nelle zone rosse sarà vietata la presenza di persone note alle forze dell'ordine per gravi reati contro la persona, il patrimonio e per lo spaccio che assumono atteggiamenti aggressivi e molesti e pericolosi per la pubblica sicurezza. Rispetto ad oggi poco cambia, spiega Bonavina. Quella zona era già all'interno di una zona prevista per il cosiddetto DASPO urbano, è presente nel nostro regolamento di polizia locale. Il questore, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale fanno già adesso dei servizi molto importanti nel comparto stazione. L'ordinanza del prefetto durerà 60 giorni, poi i risultati verranno analizzati per valutarne l'efficacia del provvedimento ed eventuali ritocchi. L'istituzione della zona rossa è stata benedetta dall'opposizione in Consiglio Comunale, in particolare dalla Lega. Pensiamo che questa sia la conferma di quanto ci sia un serio problema di sicurezza a Padova, per cui continuare a porsi da negazionisti come l'amministrazione ha fatto non fa altro che invece fomentare un problema che andrebbe risolto con maggiore serietà e anche senso di responsabilità. Quindi grazie al prefetto e al questore all'Arma dei Carabinieri perché assumono questo senso di responsabilità con grande concretezza, individuando un'area che da anni continuiamo a denunciare come fonte terreno di scontri. Il prefetto di Padova ha spiegato che lo scopo del provvedimento è quello di innalzare il livello di sicurezza e garantire una maggiore fruibilità della stazione di Padova, che di recente è stata al centro di numerosi episodi di microcriminalità. In quell'area, ricordato il prefetto, ci sono già servizi interforze e l'ordinanza vuole solo ottimizzare l'efficacia dei dispositivi di prevenzione. Sulla stessa linea anche il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ricorda che non si tratta di un'azione emergenziale ma di uno strumento che ottimizza altri già esistenti. Stazione Stadio Zone Rosse a Vicenza per il derby con gli Eugani e Almenti del 16 febbraio. Zone rosse e bus dei tifosi scortati, tra le misure decise in seno al Comitato Ordine e Sicurezza che sono state pianificate in vista della partita con il Padova che si disputerà a Almenti il 16 febbraio. Si è deciso che saranno istituite alcune zone rosse solo temporanee per la durata, diciamo per la giornata intera del 16. E saranno concentrate nei luoghi come la stazione ferroviaria in cui si presuppone che potrebbero esserci degli incontri fra le due tifoserie.
Quindi sarà previsto il divieto di stazionamento, la possibilità solo di transito per recarsi allo stadio. Ovviamente tutti i movimenti saranno accompagnati da adeguata presenza delle forze di polizia. Gran dispiegamento di forze per evitare si ripetano episodi di violenza e scontri tra tifosi, come nel caso del 29 ottobre 2023, quando i bus navetta erano stati presi di mira da un gruppo di ultras. Molti tifosi arriveranno alla stazione ferroviaria, molti di più con i propri mezzi nel parcheggio che sarà allestito in zona autostradale, e da lì con i pullman verranno portati allo stadio, tutto sotto scorta delle forze di polizia. Risolta anche la questione relativa ai bus per i tifosi ospiti. Abbiamo preso atto della disponibilità della società sportiva a sostenere, anche nel quadro di rapporti contrattuali di dare e avere che esistono fra il Comune e la società Lanerossi Vicenza stessa, a sostenere le spese per il trasporto. Ma tra i temi caldi legati alla sicurezza vicentina, sul tavolo campeggia anche quello relativo all'occupazione del bocciodromo da parte degli attivisti del centro sociale che tra venerdì e sabato, entrati nell'immobile poche ore dopo il passaggio di proprietà dal Comune a Iricav 2, hanno annunciato di voler mantenere l'occupazione ad oltranza. Attivisti con cui le istituzioni coltivano il costante dialogo. Quando la proprietà, che ora è di Iricav, chiederà lo sgombero, si lavorerà su questo. Ovviamente queste sono cose che vanno trattate con delicatezza, con cura. Il Comune ha, azionato diverse iniziative per cercare di trovare delle soluzioni. Quello a cui noi miriamo naturalmente è una soluzione pacifica e concordata, che è sempre la scelta migliore. L'assalto al treno dei tifosi del Venezia, l'atto di violenza studiato nei minimi particolari. E questa è dunque la situazione. Come potete vedere, il portone d'ingresso nel lato dove si trova il binario di precedenza aperto, ma tra l'altro abbiamo scoperto anche una cosa, che come potete vedere, ripetiamo, questo era aperto, guardate, questo è il lucchetto che chiudeva il cancello, completamente tagliato con una flex o comunque con un seghetto, e da qui praticamente il grosso è entrato dentro in stazione per iniziare la loro opera di assalto al treno che da Udine stava raggiungendo Venezia e si sarebbe dovuto fermare soltanto alla stazione successiva di Codroipo. Gente esperta che conosce le tecniche di sicurezza ferroviaria. Un primo gruppetto ha risalito la massicciata lungo la strada Poderale nel punto in cui il binario pari, quello del treno in arrivo da Udine, si raccorda con quello delle precedenze a 300 metri dalla stazione. Accendendo segnali rossi lanciati sui binari che annunciavano improvvisa via impedita al convoglio, obbligando il macchinista alla frenata di emergenza sino al punto di sosta, mentre il resto della truppa tagliava il lucchetto del cancello del varco numero 7, raggiungendo il piazzale e attuando in pochi secondi la spedizione punitiva. Il macchinista del treno regionale veloce ha seguito tutte le procedure previste dal codice e una volta fermo ha aperto le porte per permettere ai passeggeri di uscire celermente, visto che le stesse erano state sfondate dall'azione teppistica e violenta dei 50 facinorosi. Basiliano è una stazione impresenziata, senza personale controllore, riservata come alle eventuali precedenze e ai treni regionali ex locali, che porta alla luce lo stato di abbandono e degrado in cui si trovano in chiave sicurezza le fermate di periferia, ideali per questi episodi di criminalità organizzata. Il consigliere meloniano regionale Gio Formaggio fa partire la campagna per la liberazione dell'ex guardia giurata di Cittadella Massimo Zen, in carcere per aver sparato e ucciso un giostraio in fuga. Massimo Zen libero subito. La voce si alza forte e chiara da Nanto, dove 10 anni fa Graziano Stacchio sparò un colpo di fucile per mettere in fuga i banditi durante una rapina ed uccise uno di loro. Insieme ora chiedono la grazia per Massimo Zen, il vigilante di Cittadella che il 22 aprile del 2017 sparò ferendo a morte a Barcon di Vedelago il giostraio Manuel Maior, 36 anni, che stava fuggendo in auto dopo aver realizzato una serie di colpi ai bancomat della Marca. Dobbiamo capire che di fronte a determinati crimini non dobbiamo girarci dall'altra parte, perché se no lasciamo vinta ai criminali, ed è un po' quello che sta succedendo in questi anni. Quindi per me la domanda di grazia è rilanciare il fatto che la sicurezza è importante, ci devono essere le persone che possono e devono intervenire, non devono essere consigliate di voltarsi dall'altra parte. Grazia per Massimo Zen, che ora si trova in carcere
carcere. Lo chiede la compagna del 52enne che spiega quanto accaduto quel giorno. Lui era in pericolo, lo volevano travolgere. Hanno detto lo volevamo tirare giù come un birillo, quindi non era una sensazione solo, era una realtà. E lui ha percepito che il passeggero ha tirato fuori il braccio e avesse un'arma e gli stava sparando, quindi lui ha sparato sulla macchina, sul cofano, che poi accidentalmente un proiettile si sia frammentato e una semplice scheggia abbia colpito il vetro, non il proiettile intero, una scheggia, quindi non è, se uno vuole veramente avere la volontarietà di uccidere, non penso che colpisca di rimbalzo. Ma la Corte di Cassazione ha contestato l'omicidio volontario, confermando la condanna a 9 anni e 6 mesi, respinto il ricorso della difesa che puntava sulla tesi della legittima difesa. Fra i promotori della richiesta di grazia per Massimo Zen, Gio Formaggio di Fratelli d'Italia, che si è battuto per Stacchio ed ora è in prima fila per sostenere Zen. Adesso il nostro amico, il nostro vicino di casa, Massimo Zen, deve tornare libero. Il grido che si deve alzare è: Massimo Zen libero subito, perché lo vuole il popolo. Massimo Zen ha fatto la stessa cosa che 10 anni fa ha fatto Graziano Stacchio ed è in carcere ingiustamente. Per il popolo è in carcere ingiustamente. Ed è stato ritrovato nel fiume Tergola il corpo del 58enne Stefano Bocconcello di Vigonza, che si era allontanato da casa il 23 gennaio scorso. La denuncia avvenuta dai familiari il 24. Si è concretizzata l'ipotesi più infausta che tutti noi speravamo non si verificasse, dichiarato il sindaco Gian Maria Boscaro. Ora, dice, non ci resta che pregare per lui, per i suoi cari che lo stanno piangendo. Verrà disposta l'autopsia per appurare le cause della morte. Cambiamo decisamente argomento, lo sport, il calcio, ancora una volta sulle reti di Media Nord-Est, domani sera e giovedì in diretta in esclusiva i quarti di finale della Coppa del Re di Spagna. Il grande calcio europeo ritorna sulle reti Media Nord-Est domani sera e giovedì sera in diretta in esclusiva su Antena 3 la Coppa del Re, la Coppa di Spagna, contesa dalle squadre di prima, seconda e terza divisione. Su Antena 3 i quarti di finale ai quali sono arrivati Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Valencia, Real Sociedad, Osasuna, Getafe e Leganés. Lo storico trofeo, arrivato alla 122esima edizione e che dà al vincitore l'accesso diretto all'Europa League, mette dunque una di fronte all'altra le principali compagini di Spagna. Domani sera su Antena 3 a partire dalle 21 la sfida tutta madrilena tra il Leganés e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, mentre giovedì sera, questa volta alle 21:30, in diretta in esclusiva andrà il duello tra Valencia e Barcellona. Per i catalani una trasferta insidiosa. Chi se la aggiudicherà andrà a sfidare in semifinale la vincente tra Real Sociedad e Osasuna, mentre chi riuscirà a prevalere tra Leganés e Real Madrid si ritroverà di fronte la vincente tra Atletico Madrid e Getafe. 2 match da non perdere su Antena 3 domani sera alle 21, Leganés Real Madrid, giovedì alle 21:30 Valencia Barcellona. La Coppa del Re ancora una volta in diretta e in esclusiva sulle reti Media Nord-Est. Io vi auguro buona serata, grazie per essere stati con noi subito dopo la sigla al meteo. Arrivederci.